Un cordiale saluto a tutte e a tutti coloro che ci seguono, da parte mia e da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di cui è appena uscito il piano attuativo che desidererei appunto illustrarvi per sommi capi. Rinvio al sito per la pubblicazione estensiva e la fornitura di tutte le notizie anche per quanto riguarda l'adesione ai vari bandi che saranno pubblicati. Qui voglio invece illustrarvi sommariamente la filosofia e le linee principali di azione per questo anno appena iniziato. La filosofia è quella che ci ha consegnato il nostro statuto, ossia concorrere alla crescita culturale, alla crescita economica, alla crescita sociale delle comunità di riferimento, ispirandosi a una visione di comunità solidale, inclusiva e aperta all'innovazione. Cosa facciamo per realizzare questi compiti statutari? Beh, noi elargiamo fondi, facciamo attività dirette, partecipiamo a progetti di network su un fronte ampio di attività. Nell'ampio programma così delineato desidero sottolineare alcune attività che sono emblematiche del nostro modo e delle nostre finalità di azione. Innanzitutto vorrei sottolineare che ai due grandi filoni della ricerca e dell'educazione dedichiamo oltre il 30% delle risorse perché riteniamo che questo sia uno sguardo al futuro che va tutelato. E da questo punto di vista lasciatemi dire anche che nel campo finanziario le cose sono andate bene nel 2023 e si prospettano positive anche nel 2024 e questo ci consente di ritenere adempiuto il nostro primo dovere, che è quello di trasmettere alle future generazioni questa grande massa operativa che è rappresentata dal patrimonio della Fondazione. Torniamo dunque adesso al programma delle erogazioni per qualche indicazione ulteriore. Nel campo dell'inclusione sociale vorrei sottolineare che altri programmi ormai collaudati abbiamo in mente di entrare in maniera significativa nel campo dell'educazione dei giovani immigranti e abbiamo anche in mente di sviluppare una rete di comunità al servizio del trasporto sociale. Nel campo dell'ambiente ricordo il programma Green Up che è già stato bandito, che avrà esecuzione nel 2024 e che mira ad aumentare le azioni a tutela dell'ambiente, ma soprattutto il coinvolgimento delle comunità e dei singoli in questi programmi. E poi nel campo della cultura voglio già invitarvi alla grande mostra di Toulouse-Lautrec che aprirà a fine febbraio. E poi voglio ricordarvi un programma specifico del 2024 che è il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, un evento che merita di essere ricordato da tutti e al quale la Fondazione ha dedicato molta attenzione sia nell'intervento edilizio sulla casa Matteotti a Fratta Polesine, sia sulla mostra che vogliamo appunto creare a ricordo di questo evento che è stato così significativo nella storia del nostro Paese, la mostra, dicevo, a Rovigo. Termino parlando dei progetti collegati alla missione, dove dedichiamo parecchie risorse, in particolare al social housing, con particolare attenzione all'interno di questa categoria agli studentati. E poi i progetti di network che attiviamo assieme a altre fondazioni o a tutto il sistema delle fondazioni italiane e che hanno come elemento centrale la Fondazione con il Sud per interventi anche nei territori che sono scoperti dal punto di vista della presenza di fondazioni locali, il grande programma contro la povertà educativa minorile e anche attività per i migranti. Poi ricordo sullo stesso campo la ricerca agroalimentare e da ultimo il vasto programma tuttora in corso per aumentare le competenze digitali nel nostro Paese. Sull'estero solo una voce voglio ricordare perché mi pare che sia veramente emblematica ed è il QAM che ha ottenuto una stima e un'attenzione a livello nazionale e che anche noi continuiamo a sostenere con piena convinzione per la bontà degli scopi e per l'efficienza dell'organizzazione. Ecco, questo è un po' a livello esemplificativo l'insieme degli interventi che operiamo e spero di aver dato anche l'idea di come vogliamo operare.
Però tutto questo è naturalmente aperto al cambiamento, se qualcosa muterà, perché dobbiamo essere sempre pronti all'ascolto. E da questo punto di vista tutti voi che ci ascoltate potete aiutarci mandando critiche e suggerimenti, saranno benvenuti e saranno accolti con animo grato perché vogliamo sempre migliorare. Grazie del tempo che mi avete dedicato e arrivederci al prossimo aggiornamento.